Buonasera e bentornati a questa nuova puntata di Candiani Factory. Come ormai tradizione, apriranno le danze i comici di Candiani Cabaret. Vedremo successivamente due cortometraggi, Libra di Carlotta Coronado e Vita da Pomodoro di Daniela Recchia. Successivamente sentiremo le voci dei nostri ospiti, Sergio Barizza, Alberto Madrigardo e Gianluigi Paltrinieri. E infine l'agenda, con gli appuntamenti al Centro Culturale Candiani per tutta la prossima settimana. Buona visione! Questo programma è offerto da Corriere del Veneto. Perché io rappresento una categoria, come tra l'altro anche Chiara, i trentenni. Ecco, a 30 anni l'uomo e la donna si rivelano molto diversi. La donna a 30 anni, proprio quando compie 30 anni, si sveglia la mattina e ha voglia di maternità. Cioè vuole un figlio, si sveglia e dice voglio un figlio. Fa nulla se faceva la cubista al cocoricò fino al giorno prima. Vuole il figlio. L'uomo è un po' diverso. La mattina dei suoi 30 anni si sveglia e dentro di lui si risveglia un sedicenne. Abbiamo un rimbambimento totale che proprio non si spiega. L'uomo a 30 anni la prima cosa che fa si compra una moto. Ah, la moto. Mai avuto un triciclo? Si compra la moto, la domenica un bel giro al lago, il lunedì la vendi perché un colpo d'aria ti ha fatto venire la sciatica. L'altra cosa è questa. 30 anni iniziano gli acciacchini, quindi la prima cosa che fai, la pancetta così, ti iscrivi in palestra. Avete fatto? Vi siete iscritti in palestra qualche volta? L'ho fatto anch'io. Ho acceso il mio bel mutuo, perché ormai costa 7.000 euro iscriversi in palestra. Comunque sono arrivato lì, mi hanno subito affibbiato il mio personal trainer, perché in palestra non puoi più sollevare un peso da solo, te lo deve dire il personal trainer. Arriva questo ragazzone gigante, enorme, con delle spalle grossissime, con dei bicipiti attaccati inguardabili, che scendeva giù a triangolo, con delle gambe enormi, scolpite, dei polpacci si piantavano in terra e mi fa «Ciao, sei nuovo?» Sì, sono nuovo. Bene, vedrai che ti divertirai un casino perché noi qua siamo una grande famiglia, vieni! Mi dà una pacca sulla spalla, pam, lussazione. Dico, stai attento però, E mi porta a fare step, perché bisogna riscaldarsi prima di fare attività. Non so se avete presente lo step. Lo step è quel macchinario che appena sali, non importa da dove vieni, come sei fatto, appena sali lo accendi diventi gay. Vi giuro, ho provato a accelerare, peggio. Ho provato a rallentare, ancora peggio. Quindi andavo normale, ero sul mio step, do un'occhiata in giro in palestra per vedere che cosa c'è. A un certo punto di fianco a me mi accorgo che c'è una vecchina. Una vecchina adesso. Diciamo che il nome giusto sarebbe stato Ramsete IV, il trade union tra la sabbia e l'uomo, ecco, che mi guarda e va così. E l'infame ride. No, è che mi sto scaldando, poi dopo accelero, lei accelero un po' anch'io, e lei accelera anche lei. Continuo a guardarla, la vecchina, e accelero anch'io. A un certo punto sento proprio una fitta qua, forte, rallento e dico non è che non è per competizione, è che voglio rispettare le tabelle. Mi giro dall'altra parte e c'è l'altro animale tipico delle palestre, il cinquantenne. Comunque il cinquantenne in palestra è tipico, è sempre uguale, rasatissimo, lampadatissimo, abbigliamento tecnico, scarpe intelligenti, iPod attaccato al braccio e nelle orecchie e il ritmo sullo step del cinquantenne è questo. Lo riconosci perché la testa è tipo una capocchia di un fiammifero rossa, porpora, c'è una vena qua che pulsa, e vai, non lo fermi mai. Lo guardo e dico, ma cavolo, ma chissà cosa ascolta questo qua, un cinquantenne nell'iPod per andare a sto ritmo, ascolterai Metallica, i Pantera, i Sepultura, i Prodigy. Albano! Come fai ad andare a quel ritmo lì ascoltando felicità? Non è possibile, a un certo punto lo guardo, dico guarda che quella roba lì sta scoppiando, gli pulsa questa vena che ha sulla cosa, e mi fa paura, scoppia, io finisco, picchio la vecchia, ce l'ho fatta, fine, vinto io. Ma non finisce lì, mentre sto esultando sento, è finito, chi è? Madame Bovary, 1,90 m di uomo, mi dice, vieni che ti allungo il muscolo. Madame Bovary, mettiamo le cose in chiaro. Sono qua per farmi il fisico e nient'altro. Dai, cretino!
lussazione dell'altra spalla, mi porta a fare stretching, perché prima in palestra, prima di alzare i pesi, devi allungare il corpo, i muscoli. Entro ed entra l'insegnante di stretching. Già appena entrata mi dava fastidio. È entrata tutta spocchiosa, con sta gambettina buttata al collo tipo sciarpetta. Fuori c'è vento. La tira giù. Bene ragazze, tutte in fila, iniziamo gli esercizi. Ragazze, cioè, si è accorto. Non è uno sbalzo ormonale, sono un uomo, cioè. Per me tutte donne. E vabbè. Ok ragazzi, iniziamo con un esercizio facile facile, con la punta delle dita delle mani, vi toccate la punta delle dita dei piedi senza piegare le ginocchia. Vabbè, facile, una cagata, non è che... No, che sono freddo. Adesso, che sono freddo. Non ci riesco. È possibile, mi fa lei. Come fai a allacciarti le stringhe? Ma sei scema? Così? Ti sei mai accorta che c'è l'articolazione qua? Il ginocchio? Lo dobbiamo al ginocchio se il 98% della popolazione mondiale non è in giro con le spadrillas e i mocassini, Il ginocchio! E lei mi fa, ma cosa c'entra? Ginocchio. Mi fa, ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Devi riuscirci lo stesso, è un esercizio. Ah sì? Devo riuscirci lo stesso? Allora, lavati i denti senza piegare il gomito. Dai! Vai in bagno senza sederti. Falla dritta, La odio, questa è la verità, la odio. Sono Bandelli, presidente dell'associazione Ovetto, ovvero odio i villaggi esteriormente turistici ma troppo oppressivi. Ogni estate milioni di famiglie si lasciano rapinare da tour operator che propongono loro dei gruppi vacanze famiglia in splendidi villaggi 4 stelle, da bungalow 4 stelle sul Deplian. Dal vivo le 4 stelle le vedete... Le 4 stelle le vedono anche dietro, ormai. Le 4 stelle le vedete dall'interno del bungalow per il soffitto sfondato. Questi club organizzano i mini club per bambini. Questi villaggi organizzano tutto. I bambini sono accompagnati da animatori che si fanno chiamare Herman Santos de Casalagos. Anche se in realtà il vero nome è Hermano Santón de Casal Serugo. Niente, oggi uscire da questo tunnel dei mini club per bambini si può grazie a Ovetto. E ve lo dico io, Bandelli, un tempo animatore per bambini e oggi manager con splendida segretaria al seguito. Una prova finale, dopo che avrete frequentato tutto il nostro corso, vi farà dimostrare che riuscirete a uscire dal tunnel dei bambini. L'ascolto di questa musica... Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Il coccodrillo come sa, non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta nel cappotto, che con i denti punga, che molto spesso piega, Provino Paganelli prima. Sono il cugino del grillo parlante, il grillo badante. Bene, molto molto bene. La vecchia ci interessa. Paganelli fuori? La vecchia. Bene, lei vada di là a firmare il contratto.
Chupa 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 chupa. 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 Scusate, io sono un grandissimo appassionato di teatro, però vorrei prima presentarmi. Mi chiamo Roberto Serafini, sono uno studente universitario un tantinello fuori corso e sono un grande appassionato di teatro, anzi vorrei trovare un lavoro sicuro nel teatro, solo che purtroppo sono un po' timido. Cioè io sono talmente timido che busso anche quando devo uscire. Cioè il bello è che non mi muovo da lì finché qualcuno dal pianerottolo non dice avanti. Comunque ho scritto delle cosine che mi piacerebbe farvi sentire, boh, chissà, ho scritto proprio ora queste. Dunque, ho comprato una maglia di taglia medium che mi permette di mettermi in contatto con dell'abbigliamento che ho già buttato. E poi questa qui, vediamo un po'. Sono contento di essere un donatore di plasma, chissà quanti televisori vivranno di più grazie a me. Grazie amici. È bello avere tanti parenti e tutti nella stessa stanza. Quando andavo a scuola io c'era libertà di espressione soltanto durante le lezioni di matematica. Meno male, se no vi rimandavo a settembre. Il mago Houdini riusciva a togliersi le manette in 30 secondi. Berlusconi è riuscito a non farsele mai mettere. Chi è il mago? Grazie. Vi prego, non dovete amarmi troppo. La mia analista mi ha risolto tutti i problemi. Mi ha regalato 100.000 euro. Oh. Sì, capita di rado, ma insomma... Oh, mio cugino è talmente grasso che visto dall'alto sembra un abuso edilizio. Con tutti questi pizzini sembro provenzano, scusatemi. Comunque è cosa mia questa. L'estate scorsa in spiaggia ho visto una ragazza in 2 pezzi, poi è arrivata l'autoambulanza. Vi amo quasi tutti. Comunque con Chiara Candiani si ha sempre un posto in prima fila. Grazie. Bravi, ah che bello, vero sindaco? E lei Ines si sta divertendo? Sì, oddio, mi sono anche io divertirmi, ma sono sta esterrefatta da quantità di polvere che c'è su sto posto, ma che schifo. Ma come che schifo? Guardi che anche la polvere ha qualcosa di sacro in sé. E cioè? Pensi, polvere eravamo, polvere ritorneremo. Ho capito, ma sei venuti tutti qua per terra, i morti. Ines, questa cosa è macabra. Ma E poi non parliamo di queste cose perché domani mattina io ho un funerale da celebrare. Sì? Ma chi è morto, ciò? Non ha sentito, non avete sentito della Onorina? E a Onorina Speggiorin? Sì, la Onorina Speggiorin. Ah, per carità, ma quanti anni che aveva? Aveva i suoi anni. I miei, Dorino, a me, i miei? No, intendo dire, aveva la sua età. E a mia, Dorino, a me età? Oh signore, sindaco, come si può spiegarle? Era anziana, aveva 118 anni. 118 anni, Sì, Maria 118. Vergine? Ma come sei morta di vecchiaia? No, ha fatto un incidente in scooter. E scooter, Dorino! A 118 anni dove andavi a questa qua? Guardi, senza casco, correvano, Senza come sono questi scooter. Sì, ho non ha capito, visto ma- la curva e è andata a schiantarsi. Senti che discorsi, ma qua è a curva, dove che era pulitura? Sì, dove c'era la pulitura. E perché che ha toccato l'aria a pulitura? Cioè, che era è a curva che faceva concorrenza? Ah sì? Tanti che sapeva estrarsi in curva invece che in pulitura. Maria Vergine. Ma... Andiamo avanti con la trasmissione. Gialli in un minuto.
Era una notte buia e tempestosa. Messo sotto torchio, finalmente si decise a vuotare il sacco. Giocattoli e pacchetti finirono dappertutto. È sempre un casino interrogare Babbo Natale. Eccomi qua! È l'artista! Vi chiederete come vive un artista? Noi artisti viviamo come in un musical. Quando vado al supermercato, me dai 2 fette di salame? E il balconiere, sì certo, mia signora, ecco qua. E all'ufficio postale, tutti allegri, e il primo della fila, tum cia, tum tum cia, tum cia. E il secondo, tucu tucu pa pa pum 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 pa, tucu tucu pam pa tum pum pum pa. E il terzo, e l'impiegata postale, pum pa, pum pum pa, pum pa, pum pum pa. Poi esci fuori e tutti stanno bailando i Fame, I wanna live forever, I wanna love, Arrivi a casa e il tuo fidanzato suona alla porta, trin, 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 trin. Apri la porta e I love you, facciamo l'amore adesso, è così che bisogna vivere, la vita è come un musical, bisogna stare a ritmo. E bueno, era un'idea, A noi ci piace. Presto, la stiamo perdendo! Sì, c'è stato un ricovero urgente, una prostituta. Fammi avere subito un rapporto. Non ti facevo mica una persona di quelle lì, Non ti facevo mica così, però. Ai 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 ai. Cosa hai capito? Il rapporto lo voglio da te, Oh, no? Ciccio, sta lontano, Cosa stai... Sta lontano, Lasciamo perdere l'argomento, adesso è tutto sotto controllo. Sì. Il dottore è intervenuto con la macchina del defibrillatore. Ah, bene. Sì. Cosa ha detto? Scarica! Ha funzionato? No, era scarica. Forza. Allora, guarda, scusa un attimo, guarda, hai letto il nuovo report sulla fecondazione artificiale? Ah, sì, è vero. Cosa ne pensi tu? Io sono cose che non concepisco. No, ho capito. Hai sentito? Hanno arrestato il chirurgo, quello che era appena arrivato. Perché? Scusa. Ma perché hanno scoperto che non era laureato in chirurgia, era laureato in matematica. Vabbè, vanno a cercare il pelo sull'uovo, cioè chirurgia, matematica, sempre operazioni sono, dai. Sì, lascia perdere, non scherzare. Ma lo sai cosa è successo? No. Il signor Baldini mi ha denunciato per maltrattamenti e percossi in ospedale, tutto per colpa tua. È colpa tua. No, è colpa tua, Cosa? E sei stato tu che hai detto il signor Baldini ha bisogno di calcio. Appunto. E ne ho dati 12 e non mi ha dato pronto soccorso. Ma no, io dicevo calcio nelle ossa, no? Infatti, io gli ho rotto 2 costole e 3 femori. Ho capito. Senti, a proposito, scusa un attimo, il bambino che hanno appena ricoverato, cosa gli è successo? Quel bambino lì, 5 anni. Un pazzo scatenato. Un pazzo? Pazzo scatenato, 5 anni, un pazzo scatenato. Ha preso la bicicletta, è andato giù per la riva, tutta velocità, con la bicicletta, ha preso un sasso, si è ribaltato, ha battuto la testa, è ricoverato. Non aveva mica le rotelle a posto? Suo padre le aveva tolte. Ah, ecco perché. Scusa. Ah, perché? Se non sai andare, stai fermo. Se non sai andare, stai fermo, Stai giusto? fermo, No? dai, Ma piuttosto, il reparto geriatria, cosa succede? sai il vecchietto? Quello simpatico. Quello simpatico, c'è Guarda, un un vecchietto, guarda, mamma mia, ma che guarda, simpatico. sì. E giocava sempre con l'infermiere. E si correva dietro l'infermiere. E raccontava le barzellette. Le barzellette. E l'altra mattina è caduto dal letto la mattina, ha battuto la testa sul pavimento. È ancora lucido. No, abbiamo dovuto ridare la cena. Speriamo che non abbia delle ricadute. È possibile. Perché? La prima è stata fatale. È morto. Se n'è andato via con quel suo sorriso amaro. Sì, gliel'avevo sempre detto di togliere la dentiera dal collutorio. Ma ricordate, se una ragazza vi crolla tra le braccia tremante, con respiro affannoso e le labbra bollenti, non è amore. È malaria. Eccolo.
freestyler. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. I got to throw on and go on. You know I got to flow on. Select us on the radio players. Cause we're ready for ozone. But that's not also hold on. Tight as a rock the mic, right? Oh, excuse me, pardon. That's a synchronizer with the analyzer. Coming vibes the session. Let there be a less impression. You carry protection. Now with your heart go on. Like Celine Dion. Come a chameleon. Yeah, straight from the top of the dome. As the rock the microphone. Yeah, straight from the top of the dome. As the rock the microphone. Yeah, straight from the top of the dome. As the rock the microphone. Yeah, straight from the top of the dome. As the rock the microphone. Styles, stilos, we bring many kilos, so you go back yours from the stereos, ambitious, nutritious, delicious delivery is ambitious. Just tell us we deliver anything from acapellas to propellers. Suckers get jealous, try to open my smellers. You know they can handle us like they pay us dollars. Here we come scandalous, so who the fuck is selling shit from back in the palace? Yeah, straight from the top of the dome, as the rock the microphone. Yeah, straight from the top of the dome, as the rock the microphone. Yeah, straight from the top of the dome, as the rock the microphone. Yeah, straight from the top of the dome, as the rock the microphone. Padre, io sono tanto innamorata di Tony Sentimento. Padre, che cosa devo fare? Ma innanzitutto, Isabella, dovresti curare un po' il tuo look. Dovresti affidarti a un esperto del settore di bellezza. E chi, padre? Beh, non so chi saprei Ma consigliarti. so qua mi tesoro, ma non te me vedi? Nemo, so, è femminilità fatta a persona, ostia. Senti che spista. Sta attenta. Non ti pare abbastanza? Sono la Ma perfezione della Cosa donna. vuole saperne lei di bellezza, Ines, per cortesia? Dorino, io a stare che penso me. Ora ti consiglio una parrucchiera mia, è bravissima e soprattutto economica. Guarda, l'altro giorno sono andata e mica fatto il MES e mi dico che fa più MES e che nodo un rino quasi. Cosa dice? Dopo mica fatto a frizione. Sì, perché io ho detto stavolta cambio. E ora cambio frizione. Sai come che funziona? Che simpatica! Ma tu hai in capo il sesto. Dopo mica fatto un shampoo per vedessi che bene. E mica detto, Ine, era una montagna dei capelli. E ora siccome chi era una montagna, mica scalà. E tu capito? Brava. Ma soprattutto economica che costa 280 euro. Ah, beh, guardi, gliela consiglio anch'io, è economicissima. Penso che i risultati sia sotto gli occhi di tutti. Comunque, Andiamo, Ines, chi è questa parrucchiera? Dai, ci dica. è una parrucchiera francese. Ah, francese, una parrucchiera francese. Coiffeur. Ma che qua fuori sarà a 30 chilometri di strada? Cosa dici, Donino? Ma stia in silenzio, per cortesia, andiamo avanti con la trasmissione. Scusate, mi piacerebbe anche a me lavorare in questa trasmissione perché mi piace molto la comicità. Io mi chiamo Roberto Serafini, studente universitario. Siccome il cabaret adesso è uno dei lavori meno precari, non vorrei finire come mio cugino che è ingegnere che gli scade il contratto ogni 6 ore. Comunque ho scritto delle cosine che spero vi piacciono, dei pizzini. Dunque, l'unica volta che fui baciato dalla fortuna aveva l'herpes. Mia madre mi permette di andare solamente in locali molto affollati, così dice non posso alzare il gomito.
Grazie, siete proprio gentili. Ho bisogno davvero di tanto incoraggiamento. Madonna. Sto facendo una dieta ferrea, mangio solo le posate. Grazie, basta così, mamma. Dei ladri la notte scorsa sono entrati nella nostra cartoleria e ci hanno rubato tutto. Per fortuna ci hanno lasciato le penne. Ieri sono stato aggredito da un cane, poi però è tornato perché gli era venuto un po' di rimorso e mi ha azzannato nuovamente. E questa, in conclusione, per noi studenti universitari, ho un'ignoranza vastissima. Non so niente, ma un po' di tutto. Grazie. Adesso torno al mio posto perché a Telechiara si ha sempre un posto in prima fila. Cipe, 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 cipe. Ed ora, bambini, è il vostro momento. Mandate a letto i genitori, perché ci sono i burattini. Ecco a voi, Fagiolino e Fagiolone. Ma tu non stavi di là? Ma tu non stavi di là? Ma guarda questo, hanno cambiato. Hanno cambiato, guarda. Buonasera, buonasera. Se guarda che questo qua c'ha la faccia più brutta di quell'altro, guarda un po'. Guarda, tra uno e l'altro puoi scegliere, applauso, grazie. Facciamo. Ah, guarda che mi comincio a allenare subito, Allora, senti, allora, non farmi fare brutte figure che siamo sempre in televisione. A proposito di televisione, sai che ho visto? Sai che ho visto, capito, sai che ho visto, vado di qua e vado di là. Eccola, ciao. Sai che hai visto? Ho visto la pubblicità dell'American Express. Oh, che bello. Ma sì, c'era Valentino che diceva: io sono felice con la mia carta di credito. E allora? E sarei felice anch'io con la sua, Ma stai in camuffa, Guarda questo che... Allora, hai studiato? Ah, certo che ho studiato, Meno male che hai studiato, allora mi fai parlare. Allora, dimmi un po' che cos'è l'equinozio. È un cavallo che non ha voglia di fare un cacchio. Ma stai in camuffa. Ti scamuffo anche te, Ma scamuffiamo tutto. A proposito di animali. Sì, dimmi un po'. Ma se un gatto cammina gattoni. Sì. Un coyote come cammina? Mi scamuffo da solo. Scamuffati da solo, che è meglio, va. Scamuffati da solo. Guarda che io ho studiato, sei mica ignorante come te. Ah no, allora sentiamo un po'. Ma sì, guarda che io ho studiato geografia. Hai studiato geografia? Sì. Sai qual è il paese più lungo del mondo? E dimmelo te. Ma è l'Ungheria. Ho scamuffato troppo. Ti ho scamuffato troppo, scusa. Dove vai? Dove vai? Devo fare un po' di ginnastica. Ma guarda che bravo. Faccio le flessioni. Bravissimo, dai. Senti un po', cambiamo argomento. Che cosa hai fatto questa settimana, Non ho fatto niente. E perché? Perché mi hanno rubato la macchina. Oh, che sfortunato, poverino. E hai visto chi è stato? No, ma ho preso giù il numero di targa. Ma per favore, smettila, scamuffati. E insomma, dammi una mano invece di dire stupidate a finire questo pezzo. Toccati dalla mano, toccati. Mi è rimasto il muccherino, cosa vuoi tu? Ma devi darla a me la mano, mica lì, no? Ma chi se ne frega, dai. Senti, andiamo via, guarda, facciamo uno scherzo al burattinaio. Non si può. Perché? Perché è andato via. È vero. Ha preso su baracche e burattini. Baracche e burattini? Sì. No, solo baracche, perché i burattini sono ancora qua, Come facciamo a stare su noi?
Buonasera, sono la dottoressa Aida Caspitas, insegnante di tecniche di seduzione. Questa sera vi insegnerò come si conquista un uomo. Una cosa al ristorante francese. Indossate il vostro abito più chic ed entrate in questo posto magnifique. Individuate un bel garçon, la preda. Sfacciatamente vi sedete di fronte e gli lanciate uno sguardo assassino. Poi dal menù ordinate un consommé e con nonchalance gli chiedete «Vous voulez consommé avec moi?» Lui non risponde e vi guarda allibito. Vuol dire che lo avete colpito. E allora cominciate a sbavare abbondantemente come un escargot, una lumaca. Se dopo un'ora non succede niente, voi prendete un gâteau au fromage e glielo spalmate sensualmente sulla faccia. L'amour dovrebbe fermentare. Se non fermenta e il maître vi accompagna all'André, voi sbarrate gli occhi, individuate un'altra preda e ricominciate da capo. Buonasera. Sì, no, io, la donna per cui sono deperito 27 grammi in questa settimana, ci sono settimane che vanno bene, settimane che vanno male. Insomma, si chiamava Cristina ed era un'appassionata di discoteca. Io mi ricordo quando l'ho conosciuta, così, era bellissima, le ho detto: che cantanti ti piacciono? Mi fa Tiziano Ferro. Era bellissima, ma non poteva essere anche intelligente. Comunque, cercavo così di lanciarle, dico: senti, ti va di venire al cinema? No, preferisco andare in discoteca. Dai, andiamo a vedere un film bellissimo, la storia di un pesce cane che si scioglie al sole. Il film si chiama Lo squaglio. Fa no, preferisco andare in discoteca. No, dai, è un film bellissimo, la storia di un benzinaio che insegna il mestiere a un apprendista. Il film si chiama Lezioni di pieno. No, preferisco andare in discoteca. Dai, allora guarda, la storia di uno che compra un attico, deve comprare un attico, però non ha abbastanza soldi. Come riesce ad averli? Gli aumenta l'attico di 5 milioni. Mette via altri 5 milioni, gli aumenta l'attico di altri 5 milioni. Mette via altri 5 milioni, gli aumenta l'attico di altri 5 milioni. Il film si chiama L'attico fuggente. Dai, andiamo a vederlo. No, preferisco andare in discoteca. E non ci volevo tornare. Ho ricordi pessimi della discoteca. In discoteca dove entri, sei in 300 dentro una stanzone senza finestre, balli su di come un disperato e un DJ cretino ti dice: siete caldi? Cioè, come dovremmo essere? In realtà mi ricordo quando andavamo in discoteca nell'adolescenza, mi ricordo, devo fare un passo indietro. Allora, le 5 categorie in cui divido le donne: le mai nella vita, le ultima spiaggia, le si può fare, le si può decisamente fare e le dove devo firmare. Spiego le differenze. Le mai nella vita sono quelle che trovi sulla settimana enigmistica con la foto vicino alla foto di un cassonetto e sotto la scritta trova le 10 differenze. Le ultima spiaggia sono quelle che insomma sono sostanzialmente dei cessi, ma non è colpa loro, e puoi pensare di averci un rapporto in un momento di disperazione, che capitano i momenti di disperazione. Io ne ho avuto uno dai 18 ai 34 anni, una cosa...
Le si può fare quelle normali, quelle insomma che magari non ti gira a guardare, però insomma se capita qualcosa ce lo faresti. Le si può decisamente fare quelle dove tu sei disposto a fare degli sforzi perché succeda qualcosa. Essere simpatico, pagare tu, lavarti, queste cose molto rare. Ecco, poi ci sono le dove devo firmare. Quelle stupende, quelle che escono con te solo se sei un dio greco o se hai il 740 di Briatore. Briatore fa così, mostra il 740, dice ma è il 740 di Briatore? Sono io, e di solito funziona. Tra l'altro smettiamola anche di parlare male di Briatore, si dice male di Briatore perché? Perché si porta delle ragazzine sulla barca, vabbè, ma trovatemi dei vecchi che trattano così bene le loro badanti, dai, diciamocelo. Comunque, insomma, tornando al discorso, per laddove devo firmare, baciare te è come per te baciare lo scopino del cesso. L'equivalenza è più o meno questa. Perché tutto questo mi ricorda la discoteca? Perché io andavo in discoteca verso le 11 pensando di puntare le dove devo firmare. Verso le 11:15 si passava alle si può decisamente fare. Verso mezzanotte e mezza le si può fare. Verso le 1:30 l'ultima spiaggia. E alle 2:30... niente, perché le mai nella vita restano mai nella vita. C'è una dignità. Tutto questo a parte il mio amico Michele, che lui di solito si faceva l'ultima spiaggia direttamente a mezzanotte e mezza, perché diceva domani devo alzarmi presto, non ho tempo di stare lì. Cosa succedeva? Succedeva che quasi tutti finivamo intorno alle 2 a farci le ultima spiaggia. Però le ultima spiaggia erano donne che noi avevamo trattato malissimo a inizio serata. Guarda quella lì, guarda che cesso. Poi alle 2 ti vedevano in giro con questa e dovevi giustificarti. E cosa dicevi? Io avevo una scusa sempre pronta. Guardala, se la guardi bene, ha gli occhi di Alessia Merz. Vero, però di solito erano incastrati sul viso di Gattuso. Vabbè. Però Chiara Candiani era un'altra cosa, dai. Senta, che dice, visto che lei ormai ha chiuso con questa che si è pettinata con la Galleria del Vento qua, no? Io ci provo. Queste mi piace, le regole. Buonasera, mi scusi per prima il malinteso col microcefalo qui. Volevo chiederle... scusi. Senta, è stato un po' villano, prima. Ad ogni modo che la norma sia sempre con lei. Amen. No, volevo dire, ma non è che posso farmi perdonare, magari, che ne so, offrendole qualcosa da bere alla fine dello spettacolo? Oddio, ma lei mi sta proponendo un tête-à-tête? Proprio un tête-à-tête, insomma. Magari parliamo prima. Sono timido, io sono un pochettino all'antica. Anch'io. Anche lei. Anch'io, Ci sì. troviamo allora. È simpatico. Sa, la mia mamma mi ha detto che quando uno è simpatico come uno starnuto per un uomo mentre fa la pipì. Che charme, che classe! Discende dalla sua mamma proprio, si vede. Guardi, io non so che cosa, quando le sto vicino, pure prima, sarà il suo sguardo magnetico, non lo so. Ah sì? Sì, lo sguardo. Ma magnetico? Sì. Ma sono una bussola. No. La bussola me l'ha fatta perdere, non lo so, io guardi, mi sto sentendo pure adesso, mi sento un fuoco dentro oddio, io. Ma saranno i bruciori di stomaco, Forse le fiamme gialle, che ne so, forse... Senta, ma lei mi sta facendo la dichiarazione? Sì, amo le dichiarazioni, soprattutto quelle congrue, però. Che congrue? Siano... Sì. A norma? A norma? No. No, allora lei ha un atteggiamento fuori norma, caro il mio borderline. Borderline? Sì. Ma che è il nome di una di quelle linee telefoniche dove si dicono zozzerie? No, ma senta, ma mi faccia capire, Ma lei è qui per disturbarmi, per fare la patente o per fare il deficiente? Ma che patente? Io ho una come a lei la porto in giro pure senza patente. Senza? E qua arrivo io, la norma contro Giacinto. Mi dia il tesserino, forza? Questo è dell'intendenza? Sì, questo è dell'intendenza. Mamma mia, la Belfagor, peggio di Belfagor. Questo me lo tengo io, caro il mio borderline. No, ma mi aspetti, no, ma scusi. Non so se l'avete capito, ma l'ho fatta innamorare. Si è presa la mia fotografia. Norma, ti aspetta la mannaia del mio cuore, Norma!
Le canzonette sono importanti. Io sono convinto che attraverso le canzonette si possono affrontare gli argomenti, anche quelli più noiosi, come la politica, l'economia. Anche la politica diventa più divertente, anche le vicende della politica diventano più divertenti attraverso le canzonette. Per esempio, la maggioranza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi la vota. È già passato un anno in Parlamento, ormai ci han rotto l'anima. Cucurucucù D'Alema, ai 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 ai, cantava. Cucurucurucurucu D'Alema, D'Alema. Ai 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 ai, cantava le serenate fin sopra il Quirinale e di casini in campo internazionale, l'ira funesta dell'opposizione, chi salva Prodi e chi vuole le elezioni. Cucurucucù D'Alema, D'Alema. Ai 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 ai, cantava, cantava, per Tinotti non andare via. Senza i tuoi capricci che farei? Il governo è fragile, non farlo spiritoso, con le tue richieste avrà un effetto disastroso. Bertinotti smettila, non fare più l'esoso, il governo è fragile ed anche un po' rissoso, il governo è fragile ed anche un po' rissoso. Ma allora Prodi cosa può fare in un caso così? Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare linea. Avrei bisogno di cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare linea e faccia saltare il dissidente. Avrei bisogno, il Follini in marzo evitava le nuove elezioni, appoggiava il governo e faceva incazzare Berlusconi. Però non è che approfittando di tutto questo casino al centro vogliono rifare la vecchia DC. Ma io non posso restare seduto in disparte, io dentro l'ulivo non mi sento vivo e anche nel polo mi trovo un po' solo e sta per venirmi un brivido strano riformare il partito democristiano. Ricominciamo e sogno Casini e Mastella sotto la stessa cappella di Giulio Andreotti che detta le sorti. Se mai Rosy Bindi la spediamo a Malindi e con Giovanardi non sarà troppo tardi, e mai che lo facciamo ricominciamo. Dai, ci risiamo. Ci ricominciamo. Buonanotte, popolo della notte, dal vostro DJ della notte in diretta qui su Radio Notte Fonda. Questa notte voglio entrare in contatto con voi, abitanti di terre lontane, a voi che ci ascoltate in diretta su internet via broadcasting è dedicata questa notte. Sento il telefono che squilla, chi sei abitante di terre lontane? Putumanna! Putumanna anche a te abitante della notte! Ita! Ita anche a te, ma non capisco l'accento, da dove chiami? Bongota!
Da Bogotà, chiami dunque dalla Colombia. Itabonga. Ah, un indovinello. E questo sembra un leone. Chiami da Lione, Francia. Attenzione, questo sembra un orso. Ma... Ah, un'orsa. Quindi lei chiama... Ma l'orsa, a me viene in mente solo la costellazione dell'orsa. L'orsa maggiore, ma mi pare un po' difficile. Ma non ha qualcuno a fianco che possa tradurre quanto sta dicendo? Armando, cosa sta facendo? Ancora che parla alla radio. Non sento. Lo sai che quell'idiota della radio non la capisce, eh? Forza, venga via, abbiamo una missione da compiere, forza. Ci sono delle difficoltà nel collegamento audio. Sì. Attenzione, mi dicono dalla regia che abbiamo un'altra telefonata in linea. Chi sei, abitante della notte? Pronto? Sì, abitante della notte, sei tu, parla. E non si sente, ci sono delle difficoltà nel collegamento audio internazionale. Prova a spostarti un po', forse non c'è campo. No, continua a non sentire, spostati un altro po'. No, e non si sente ancora, prova a spostarti un po', non c'è campo. No. Questi collegamenti internazionali fanno parte di un mondo marcio, ma non è il mondo che è qui su Radio Notte Fonda, perché su Radio Notte Fonda mi dice la regia che c'è un'altra telefonata e questa volta è quella giusta, una telefonata in diretta qui per voi, da chissà quale paese del mondo. Chi sei, abitante della notte? Buonanotte, speaker radiofonico, mi chiamo Agostino Paiusco. Fa fortuna che era telefonata giusta. Pronto? Sì, e da dove... Pronto? Pronto, mi senti? Da dove chiami, abitante della notte? Chiamo da un paese di mare, dove si vive di pesca, dove non esistono leggi e dove si parla una lingua incomprensibile. Chiami forse dalle isole Figi? No, da Chioggia. Pronto? Ma si parla di collegamenti internazionali, mi chiami da Chioggia? Scusa, io ti sto sentendo da Chioggia, ma ti sto sentendo via internet tramite un collegamento ADSL internazionale, Sì. in quanto il mio PC sfrutta un provider operante in Germania, precisamente ad Hannover, Ribestrasse 810, e quindi è come se ti sentissi dalla Germania. Sì, ho capito. Cosa stai facendo a Chioggia? A Chioggia sto pescando. Col computer? Beh, se si può navigare si potrà anche pescare. Speaker, come stai? Ecco, Sì. e già che ci sono ispirato da questo clima marino, vorrei dedicare una poesia sulla pesca a tutti gli ascoltatori, perché la pesca è il tema della serata, ricordiamo. Ma il tema della serata è l'internazionalità, ma e cosa allora stai mi dicendo? lasci dire questa poesia o no, speaker? Attenzione, non vorrei agitare gli animi. E va bene, popolo della notte, popolo all'ascolto, mettetevi comodi nelle vostre poltrone e ascoltiamo questa poesia che parla di... Ambiente marino. Che parla di ambiente marino e quindi... Orizzonti subacquei infiniti. E di orizzonti subacquei infiniti, una poesia che si intitola... La pesca. La pesca. La pesca. Sì. È arancione la pesca. Ha l'osso la pesca. È ruvida la pesca. E quando che la metti in bocca senti tutto così. Molto radiofonico, Agostino, grazie. Sì. Sì. Il pesco fa le pesche, il pero fa le pere, il melo fa le mele. E il salice... E il salice cosa fa? Piange! Piange! Ma te faccio piangere mie schiaffoni se te trovo, regia, bisogna filtrarle ste telefonate! Sono Paola Ruffo Chen, un'attrice del teatro Huan cinese. Nella puntata precedente abbiamo saputo perché il coraggioso principe Kagami Mokwa non vuole partire in guerra. In questa puntata suo padre, il dolce imperatore Tachido Komyeman, lo invita a partecipare ad una puntata di Uomini e Geishe per cercare una fidanzata fra le principesse troniste e mettere così a tacere quelle strane voci che girano da tempo nella reggia. Il principe riflette e parla tra sé e sé. Oh, Tana, mi è proprio nu chiacon, cud te nenates.
Dai, Cid, gli è proprio matto. Macchiato 3 femmine, una più. Cessa dell'altra, mi facciano schifo tutto quanto. Ma da voga, da chiai una che mi piace. Padre, tu che hai visto nascere Venere dalle acque che si sono rotte senza l'aiuto di Mosè, tu che hai sposato Miscorsetto bagnato dalle acque di Venere, tu ben sai cos'è la bellezza, ma leggiadria e bellezza non abitano in nessuna di queste fanciulle. Non ce ne va bene, Iun è Nacoz, l'adi è Sdreus, l'ada tenufiata, capuzza da mir, mo avas, non ce la faccio più. Figlio, tu che sei uscito con ballerini di tango e lap dance, tu che sei uscito con campionesse di lotta nel fango, mi metti in crisi, non so chi altro farti conoscere. Oh sì, c'è ancora tua cugina Natalina, quel bel fiore della muraglia. Matasi, svegliate, capuzzotto, che non è una femmina, che non bar, raghi perché te nella faccia d'asine, mo pigliatelo tu, sto gioiello. Padre, tu che sei nato dalle acque del fiume giallo perché la nonna in quel periodo aveva l'epatite, tu che guidavi la caccia al grande cervo, ma poi hai smesso perché tutti sbagliando sparavano a te, io ho un'altra soluzione, ma questo lo scoprirete nella prossima puntata. Hey Frank, che si fa stasera? Un bel rock and roll? Yes, for me, for te, for tutti quanti, rock and roll. Yes. Amapabula, badam bam bam, su e giù, per le contrade, di qua di là si sente la voce allegramente dello spazzacamino. Si affaccia alla finestra la bella signorina, come sei carina che me lo spazzacamino. Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, gli dà mangiare e bere allo spazzacamino. E dopo aver mangiato il bel bevuto, gli fa vedere il buco del camino. Hey baburiba, hey baburiba, hey baburiba, hey baburiba, hey hey hey, hey hey hey, ho ho ho, ho ho ho, zumba zumba zumba, zumba zumba zumba, hey baburiba. Mi spiace giovanotto se il mio cammino è stretto, povero giovanetto, come fa a salire? Ma dubiti signora, so me che del mestiere, so fare il mio dovere su e giù per il cammino. E dopo 9 mesi è nato un bel bambino, somigliava tutto quanto al mio socio Franchino. Hey baburiba, hey baburiba, hey baburiba, hey baburiba, hey hey hey, hey hey hey, ho ho ho, ho ho ho, zumba zumba zumba. Questo programma è stato offerto da Corriere del Veneto. Bentornati a Candiani Factory. Tra poco vedremo i cortometraggi Libra di Carlotta Coronado e Vita da Pomodoro di Daniela Recchia. Sentiremo le voci dei nostri ospiti Sergio Barizza, Alberto Madrigardo e Gianluigi Paltrinieri. E infine l'agenda con gli appuntamenti al Centro Culturale Candiani per tutta la prossima settimana. Buonasera. I 2 cortometraggi che vedremo questa sera provengono dall'archivio della Videoteca di Mestre e sono stati in concorso alla 9ª edizione del Mestre Film Fest. Il primo, Libra, di Carlotta Coronado, è uno sguardo sul mondo del lavoro visto dagli occhi di una donna rimasta incinta. Ha vinto il premio per il centenario della CGIL al 9º Mestre Film Fest. Il secondo, Vita da Pomodoro, viene dalla provincia di Bari ed è stato girato da Daniela Recchia. Ed è uno sguardo sul lavori più umili e più faticosi che vengono affidati agli immigrati. Buona visione! Solo serían 15 días. Llevo 2 años preparándome esa oposición, ¿sabe? Un temario, ni se lo imagina, como las páginas amarillas de Gordo. El procedimiento administrativo local, las fuentes del derecho público. Tuve que apuntarme a una academia y dejé de trabajar para poder estudiar a tiempo completo. Y vivo de mis padres y de mi novio.
Eso es lo peor. Con 32 años tener que ir con mi madre a comprarme ropa como si fuera una niña pequeña. O que me sigan regalando dinero en mi cumpleaños y en Navidad. Que mi novio me pague los cafés o el cine cada vez que salimos de casa. He intentado conseguir una segunda convocatoria, pero mi caso no se contempla y estuve con un sindicato recogiendo firmas, pero nada. Y claro, yo veo a mis amigos que tienen su vida más o menos resuelta, sus trabajos, y yo pues... Si encima pierdo la oportunidad de hacer ese examen, serán 2 años perdidos del todo. No sé, como si un pintor tardara 2 años en pintar un cuadro y después lo quemara. Además, si no puedo hacer ahora ese examen, igual tengo que esperar 2 años más, porque el ayuntamiento de aquí es pequeño y apenas hay puestos para administrativo. Bueno, si eso sí se jubila o se muere alguien. Sé que parece una paradoja, pero lo hago por mi hija. ¿Cómo voy a resolverle la vida a mi niña si la mía todavía está en el aire? Por eso necesito pedirle esos 15 días a cambio de un puesto de trabajo fijo. 2 semanas a cambio de una vida mejor. ¿Cree que soy una mala madre ya antes de serlo? ¿Qué día sales de cuentas? El 4 de noviembre, un día antes del examen. Si quiere podemos arreglar una cesárea para el 21 de octubre. Muchísimas gracias. ¿No hay de qué? Te entiendo. Yo estuve de interino muchos años. Ahora será Libra. ¿Cómo? Tu hija iba a ser Escorpio, ahora será Libra. Libra. Es un buen signo. Dai ragazzi, a scendere. Andiamo? Là ci sono le tende. Più gente ci dormite in una tenda e meno pagate l'affitto. Per ogni cassone ci sono 4 euro. Più lavorate e più guadagnate. Avete capito? 4 euro a cassone. Se viene un controllo, io non vi conosco. E ora io devo andare a travagliare, forza. Dai ragazzi, andiamo a lavorare. Capo, dove bagno? Ma guardati attorno. Dove lavare? Lavare.
Lavora, va, lavora. Questo le chiave, va al camion, ci stanno i bidoni dell'acqua. Gincuie. E muoviti a lavorare. Ma che fai, mangi? Ma che cazzo mangi? Ora te ne vai e te ne devi andare subito, Avanti. Madonna, che dolezza. Kiedy zatęsknisz, to nie jest to nieobecność, lecz ciągła obecność bliskiej ci osoby. Carmelo, cosa dica quello? Ma a chi? A quello dell'acconto. Ma che acconto è acconto? I soldi che ha guadagnato non ci bastano neanche per pagarci l'affitto della tenda. E poi con le spese che abbiamo. I camion che arrivano dalla Cina. Se continua così, qua l'anno prossimo, altro che pomodori, qua non piantiamo più niente. E poi ci vado io a lui a chiedergli l'acconto. Va, va! Non t'arrabbiare. Qua? Sì. E che ci guadagno io? Martina, va. Madonna mia, ma anche se stiamo all'orefice. No, signora, a me non te li posso dare. Devi vedere quanto costano a me. Va bene, dammeli. Concetta? Penso proprio che questo è l'ultimo anno che facciamo la salsa, eh? Perché? Qui ogni anno che passa, questi pomodori diventano, sa, sempre più amari.
popolo affamato fa la rivoluzione, ragion per cui affamati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la pomodoro, viva la che è un capo lavoro, viva la col pomodoro. Che borbotta è causa del complotto, è causa della lotta, abbasso il direttore, la zuppa ormai è cotta e noi cantiamo tutti, vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Viva la pappa, con il pomodoro, viva la pappa, che è un capo lavoro, viva la pappa, col pomodoro, viva la insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzione, ragion per cui affamati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la pomodoro, viva la Candiani Interviews, lo spazio dedicato alle opinioni degli ospiti sulla nostra città. Oggi ascolteremo le voci di Sergio Barizza, Alberto Madrigardo e Gianluigi Paltrinieri. Una città è un luogo in cui si svolge nella sua pienezza la dimensione della vita. È un luogo di relazioni intense, più intense che per esempio nella campagna. Uno spazio per la convivenza, oserei impiegare l'aggettivo politica, uno spazio con una miriade di segni da interpretare, di cui fare esperienza. Sono gli abitanti che fanno una città ed è l'autocoscienza degli abitanti che fa una città, e cioè più delle case, delle chiese, delle strade, contano le persone e come le persone si aggregano. Perché allora l'aggregazione delle persone crea le basi per una città, perché da lì dopo si parte per le case, per le chiese, per i mercati, per le strade, per le frazioni che non diventano più frazioni, per i trasporti, per il bisogno di comunicare, eccetera. Quando si pensò di fare la Grande Venezia, che era evidentemente funzionale a Venezia, perché il porto non bastava più, perché c'era bisogno di case, perché le industrie andavano espulse dal centro storico artistico e tutte queste cose, si fece la città in terraferma pensando semplicemente, diciamo così, in termini materiali e non nei termini che dicevo prima. E cioè, a questo punto qua venne fuori quella che tutti chiamano la città dormitorio, cioè nessuno pensò che una città invece ha bisogno anche di un'anima. Mestre, lo dico da ospite di Mestre, quindi mi sembra decisamente migliorato nel corso degli anni, appunto, forse nasce molto lontanamente come dormitorio, ora è tutt'altro, insomma, la vedo molto più vitale, con ancora problemi, manchevolezze, ma mi sembra molto più viva come rete di tensioni, di relazioni, insomma, promettente, ecco, insomma, la vedo migliorare. In questo momento forse si aprono le strade perché Mestre possa avere una rivincita, possiamo pur dire così, perché quella operazione cominciata 100 anni fa che portò alla costruzione di Marghera adesso vive un passaggio epocale, nel senso che Marghera ormai le industrie sono quasi tutte finite, ce ne sono alcune selezionate come tutti sanno, si sta pensando a un riuso delle aree, speriamo, bene bonificate,
E tutto questo può preludere a un discorso diverso, che se ci fosse un'attenzione a quell'anima che dicevo prima potrebbe preludere anche un futuro migliore. Il centro di Mestre, secondo me, è ancora la piazza Ferretto. C'è la piazza. È la piazza, l'antica piazza paesana, che adesso ha subito delle trasformazioni, non sempre secondo me gradevoli, ma sostanzialmente è ancora la piazza dell'antico paese, che non dovrebbe essere, io credo, sminuita, ma dovrebbe essere forse esibita con orgoglio, no? Cioè, proprio come il luogo dell'identità di Mestre è ancora paese, prima che fosse periferia, perché Mestre ha avuto una evoluzione nella sua storia, da paese a periferia a nuovo centro in fieri che ancora non è completamente formato, insomma, che è in divenire. La prima cosa da fare per indicare un segno di discontinuità, cosa che va molto di moda anche in Italia oggi, direi che bisognerebbe rompere con il passato, che vuol dire a un certo punto riciclare completamente la gente che si interessa di queste cose. Dopodiché spazio ai giovani. Cioè il discorso di prima dell'associazione, del mettersi insieme, dell'anima della città, io credo che sia un discorso che a della gente giovane, sveglia, attenta, un po' preparata, credo che sia una manna. Diamogliela loro, che facciano delle proposte, che si muovono, che dicono cosa vogliono fare. Si è parlato tanto in questi anni di separazioni anche per i motivi più estrinseci. Io vedo la possibilità appunto di uno spazio metropolitano che le tenga assieme, insomma. Tra l'altro anche Venezia ha bisogno di Mestre, insomma, proprio nel senso che Venezia, sia perché è assediata dal turismo, sia perché appunto anch'essa ha problemi vari di rapporto con la contemporaneità, può sfruttare il suo legame con Mestre appunto per coltivare e tenere vivo questo legame col contemporaneo. Martedì 29 maggio al Centro Culturale Candiani, alle ore 21 Quando l'occhio trema, uno spettacolo di Michele Sambin. Mercoledì 30 alle ore 21, per Jazz Groove Opera Prima, Nicola Bottos presenta l'album The Bandy Legs. Giovedì 31 maggio alle ore 21, per Jazz Groove Opera Prima, il trio di Michele Calgaro presenta l'album Roundabout Monk. Venerdì 1 giugno alle ore 21, Siamo tutti americani, lezione di storia cantata di e con Emilio Franzina. Continua fino al 10 giugno al Centro Culturale Candiani la mostra Idee e Saperi. Questo programma è stato offerto da Corriere del Veneto.